il letto al plasmon, insomma sono sono molto, e a volte sono anche distratti. Noi parliamo con gli acquari e loro guardano altrove, cioè proprio guardano attraverso. Sono un po' dei visitor, però quest'anno, poveretti, dovete essere molto vicini all'acquario perché c'ha ben Saturno in opposizione e Giove in quadratura, perché dicevamo prima dal segno dello Scorpione, e li mette di fronte all'opportunità di crescere, di maturare, di diventare finalmente delle persone veramente affidabili. Quindi la coerenza sarà la parola d'ordine per questo 2006 e ricordate che quest'anno dovrete saper seminare e raccogliere in futuro, quindi non siate preda dell'ansia, che è una delle vostre caratteristiche che vi pervade, e anche della vostra tendenza all'evasione mentale, che quest'anno purtroppo non vi porterà beneficio. L'unica via è la concretezza e l'affidabilità, che sono due strade che solitamente tentate di evitare proprio per natura. Una stellina soltanto per l'acquario. Ultimo segno, pesci. Ma non meno importante. Pesci, abbiamo la nostra Silvia nata il 7 marzo e sicurezza e autostima a 1000. Ecco, questo è un altro segno che non riconosceranno i propri parenti, amici, eccetera, perché di solito il pesce è sempre molto, è l'ultimo intanto dei 12 segni, è sempre molto tranquillo. Qualche pianeta che c'ha così questo atteggiamento di sicurezza e autostima, sembra quasi un leone per quanto riguarda l'anno prossimo. Sarete irriconoscibili e grazie a Giove ed Urano sarete spinti ad agire in tutte le direzioni, quindi la proverbiale pigrizia ed indecisione dei nati sotto il segno dei pesci sarà per il momento archiviata. Avrete un atteggiamento diverso perché ve lo siete imposti e vi verrà quasi naturale. A tratti perderete però un po' di quella simpatia e amabilità che vi è riconosciuta un po' da tutti. Giove comunque vi propone delle occasioni interessanti, a voi saperle cogliere e riconoscere. Comunque alla fine del 2006 nulla sarà rimasto come prima, sarete finalmente proiettati in un'altra dimensione di vita. Bene, quante stelline? 3 stelle. A proposito di stelle vorrei concludere dicendo che ne abbiate 4 o che ne abbiate solo una, l'astrologo non ha né merito né colpa alcuna. Ok, va bene, non verremo a cercarti. È stata una bella serata tra stelle. Assieme a noi, vicino a noi, tante ragazze, venite, va, Miss Leona, Maria. Dicevo che è stata una bella serata tra stelle di ogni genere. Vieni. E quindi direi di concludere alla nostra maniera, con il nostro saluto, e naturalmente le lasciamo fare la sigla ai Dario. Facciamo un augurio Zenadà e Tosi, pertanto tanti auguri a tutti quanti. Anche per il nuovo anno, con le vostre famiglie, state bene, tanta salute, tanta fortuna, tanto tutto quanto che vuoi. No, tanta salute soprattutto, perché ricordate sempre che salute è la roba più importante che sia, ricordate sempre quello che dicevano gli altri, a salute e il cul che caga, 9 oro che li paga. Ora ricordiamo sempre quello che diceva il nostro nonno, che è sempre importante, che diceva sempre magnà, beugo, a casa, battituri, arma, femmina, buonanotte al seggio. Dai, al prossimo anno! Down in my soul, sweet, beautiful, soul-saving joy. Oh, joy, joy in my soul. Listen to the music, the sound beyond the angels. Come and see the child who can make you old. Lying an angel away from unbending.